Allora, qui vediamo la tua bella famiglia. La bimba quanto ha? 5 anni e il 30 dicembre compie, è una bella bimba. Ti assomiglia parecchio però, eh? Sì, dai, abbastanza, anche la mamma, dai, guarda anche la mamma. Una bella donna la mamma, hai scelto bene. Sì, ho scelto bene, ho scelto questo, è vero. Da quant'è che siete sposati? Sposati sono 11 anni e 12 anni che stiamo insieme. Come vi siete conosciuti? Ci siamo conosciuti tramite un'amica in comune che ci ha presentato, così poi è stata tutta una cosa un po' particolare, è stata. Che lei mi ha chiesto il numero per lei, invece era per lei, per mia moglie, diciamo. E lei invece ha detto che gliel'avevo dato io per mia moglie, cioè ho fatto tutto un intreccio per cui esce da fuori questo. Bene. Anzi, questo esce da fuori. Siete venuti a vivere qui a Torreglia da molto? Beh, sono 5 anni che siamo qui a Padova, questo è il quinto anno che stiamo a Torreglia, paese che c'è tutto, a misura d'uomo, abbiamo molti amici qua e stiamo benissimo e per adesso non abbiamo intenzione, insomma, di cambiare aria. Adesso i tifosi per strada, quando giri per strada ti riconoscono oppure... Sì, qua vabbè, qua ti conoscono tutti, però sembra che non ti conosce nessuno perché diciamo non è che vengono a darti fastidio, insomma sono molto discreti, sì, per cui cioè, fa piacere quando ti incontrano e ti riconoscono perché insomma vuol dire che qualcosa di buono stai facendo. Adesso magari ci fai fare un giretto per la tua casa, vediamo un po' sì, com'è. Sì, se volete, certo, molto volentieri, dai. Adesso vediamo la camera di mamma e papà. Andiamo a vedere, me la fai vedere tu? Subito un maxi poster con la tua foto. Ah, dormi anche tu qui? No, non viene mai a disturbare. Tu sei stato protagonista della promozione l'anno scorso. Sei stato l'idolo dei tifosi, continui a esserlo perché comunque sentiamo che ancora ti cantano il coro, ti invocano e tutto quanto. Come l'hai presa quando hai saputo che il Padova stava cercando un altro portiere? Non l'ho presa, è normale che in Serie B servano due portieri, insomma, a cui dare affidamento, insomma, dai, per cui era giusto che la società indirizzasse verso un portiere di esperienza come Federico. E poi è stata una scelta, insomma, giusta perché anche perché Federico sta facendo bene, ha fatto bene, per cui questo è normale, è giusto quello che è successo perché, come ho detto, per un campionato di Serie B lungo come questo servono due portieri, insomma, che diano sicurezza. Sì, vabbè, i tifosi mi vogliono bene per quello che ho fatto, insomma, per il ragazzo che sono e per tutto, insomma. È normale che bisogna dimostrarlo ogni domenica, ogni partita, quando sarà occasione, e io cercherò di farmi trovare appunto sempre il più possibile. Io come posso vengo a casa da mia moglie e mia figlia, che è il mio habitat questo, ecco. Io vivo per loro, l'ho sempre detto da quando sono arrivato, che la mia vita sono loro e perciò gira tutto intorno a loro, dagli allenamenti, alle partite a tutto quello che poi ne deriva. Con un uomo così direi che non hai motivo di essere gelosa, no? Appunto, no, non sono gelosa assolutamente. Quando è uscito quell'articolo così, cioè, quindi ci hai fatto una risata sopra, ti ha fatto magari piacere anche forse? Mi ha fatto piacere, ho fatto un sorriso, ero contenta, felicissima per lui, no, non sono gelosa, assolutamente. Cosa vuoi dire del tuo papà? Cosa pensi del tuo papà? Forza Padova. È il migliore il papà? Sì. È il migliore, vero? Sì, è il numero 1. Ci sarà motivo, giusto? Bravo.
A proposito di numero 1, chi è il tuo idolo? Cioè magari il portiere a cui tu ti ispiri, che magari anche da bambino... Sì, io ho cresciuto con Zenga, Matt Zenga, per cui per me diciamo, è stato lui il mio primo esempio. L'ho seguito fino a quando ha giocato, anche quando è venuto qui a Padova, per cui per me è anche un onore vestire la maglia che ha vestito lui. Ecco. People have been misled and I've been afraid. I've been hit in the head and left for dead. No, mi piace proprio in generale cucinare, sì, mi piace proprio, sono molto casalinga. Anche i dolci? Sì, sì, torta di mele, tiramisù. Io posso fare il latte e le uova al massimo, ecco. più di quello non posso, no. In my life before, seen so many love affairs go wrong as I do today. Tu lo vai mai a seguire alle partite? Vieni allo stadio oppure... Ultimamente le vedo in casa perché lei vabbè spesso o sta male o magari ha l'amichetto che viene a casa e quindi preferisco vederle in TV. Però ho detto che forse sabato vengo allo stadio con Giorgia. E sarebbe la prima volta per lei allo stadio? È già venuta? No, è venuta, sì, è venuta. No, gli piace molto. Soprattutto se gioca il papà, come la mamma. Ecco, abbiamo visto un bel quadretto familiare, questa bambina è molto vivace, molto carina, innamoratissima di mamma e papà, mi sembra di capire, come voi di lei. Va bene, allora noi vi ringraziamo per la disponibilità e insomma in bocca al lupo, speriamo di vederti giocare ancora, dai. Speriamo, dai, mi alleno apposta e dai, vediamo le decisioni del mister, aspettiamo, io spero, insomma, di continuare. Forza Padova. In bocca al lupo. Ricorda qualcosa, vabbè, non sono fedele mai, forse lo so. E quando sento